Bannia di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, torna ad ospitare un evento ciclistico giovanile all'avanguardia. Infatti si corre la prima edizione della 3 giorni fiumane, gara a tappe riservata alla categoria allievi, messa in cantiere dagli uomini del gruppo ciclistico Bannia, che comprende all'interno del proprio programma anche una gara riservata agli esordienti e una manifestazione dedicata agli atleti paralimpici. A dare il benvenuto alla corposa carovana della 3 giorni fiumane è stato il presidente del gruppo ciclistico Bannia, Fabrizio Borlina. Il Bannia comunque si è impegnato di fare qualche cosa che spero si possa ripetere con un'esperienza diversa, ma però ci crediamo in questo progetto. Un'esperienza nuova, quella della cronosquadre. Infatti qui in Italia in questa specialità siamo carenti, e dare la possibilità già a questi ragazzi con questa categoria di poter fare un'esperienza così e fare altre 2 tappe su cui poi ci sarà comunque un percorso tecnico dove chiunque poi può esprimere le proprie potenzialità e le proprie caratteristiche. Fra poco vediamo le squadre, ci può snocciolare qualche dato? Ma abbiamo squadre che arrivano dalle Marche, dal Veneto, dalla Lombardia, abbiamo 3 rappresentative estere che vengono dalla Romania, dalla Repubblica Ceca e dalla vicina Austria. Allora non ci rimane che augurarle una buona gara? Me l'auguro e credo che il tempo comunque ci dia una mano, e abbiamo fatto tutto quello che doveva essere fatto e speriamo insomma che le cose vadano veramente per il meglio. E con le nostre immagini siamo già sulle strade di Bannia per andare a assaggiare gli 11 km e 600 metri del cronometro a squadre d'apertura, che ha visto al via ben 27 team con 127 atleti in gara. E questo è il primo atto che assegna punti utili per la classifica generale, quella che sarà composta a punti e che sarà contraddistinta dalla maglia blu ristorante Pizzeria al Lido. Ci sono poi da assegnare altre 4 maglie, vale a dire la maglia bianca riservata ai giovani della Tusset, la maglia gialla al Tedil per la classifica dei traguardi volanti, la maglia rossa a punti combinata della Ivy Color e infine la maglia dei GPM patrocinata dallo studio B&G. Una prova decisamente interessante questa, perché si disputa già su una distanza piuttosto significativa per quanto riguarda i ragazzi allievi, e sono tante le formazioni che si sono attrezzate per ben figurare anche in questa disciplina. Intanto nelle nostre immagini vediamo impegnati proprio gli atleti di casa del gruppo ciclistico Bannia, che vanno a concludere la propria prova, un percorso decisamente scorrevole, quello disegnato dagli uomini del presidentissimo Fabrizio Borlina, con la supervisione di Alan Olivo, per una cronometro a squadre adatta alle squadre dotate di un ottimo passo in pianura e soprattutto di una grande intesa tra i vari componenti del trenino. Intanto nelle nostre immagini abbiamo visto concludere la ciclistica sacilese, che fa segnare il primo miglior tempo provvisorio, in attesa che sulla strada scendano le formazioni più attese al via. Tra queste c'è sicuramente la rappresentativa proveniente dalla Romania, che con Andronache, Coman, Paris, Peter e Trica riesce a migliorare il tempo della sacilese di ben 8 secondi. Scendono poi in strada anche i portacolori della ciclistica Monselice, con Capuzzo, Ceccarello, Chinello, Bottaro e Salmaso, che riescono ad inserirsi in seconda posizione provvisoria a 6 secondi dai portacolori della nazionale rumena, ma quando a scendere in strada la Borgo Molino Vigna Fiorita, ultima formazione schierata ai nastri di partenza con Benozzato, Campagnolo, Genovese, Rossetto e Zanandrea, i cronometri fanno segnare il miglior tempo assoluto: 14 minuti e 03 secondi per i portacolori della formazione del presidente Pietro Nardin, che ha tra le proprie fila il 2 volte vice campione italiano a cronometro e su strada Lorenzo Campagnolo. È proprio lui a trascinare i compagni al successo e sarà lui il primo leader della classifica generale. Seconda posizione per gli atleti della rappresentativa della Romania con 15 secondi di ritardo. Terzi invece i portacolori della
la ciclistica Monselice a 21 secondi. Seguono poi la Sacilese, la Alma Juventus Fano, la Faizanec SZ, quindi la rappresentativa Carinzia, il team Coratti, l'Industrial Forniture Moro CG Capital e la Termopiave Val Cavasia. Con le premiazioni che intanto sono in corso a Bannia, andiamo ad ascoltare le considerazioni di fine giornata del tecnico della Borgomolino Vigna Fiorita Andrea Toffoli e dell'organizzatore Alan Olivo. Ultimi alla partenza, primi sul traguardo, quindi una prestazione davvero eccezionale oggi per la tua squadra. È una bella soddisfazione perché per la società, per il sottoscritto, per tutti quelli che badano ai ragazzi è una specialità a cui teniamo molto. Nel preparare i ragazzi, preparare e fargli conoscere il percorso, perciò alla fine un risultato del genere ci appaga tantissimo. Adesso hai cominciato bene, ci sono ancora altre 2 tappe, hai la carta vincente? Non dico di avere la carta vincente, dico che ho dei ragazzi volenterosi che ce la metteranno tutta. Poi è l'incognita di una corsa a tappe che viene fatta per la prima volta in Italia e vedremo. Domani c'è l'arrivo in salita, poi ci sarà una tappa quasi pianeggiante e sappiamo che è una prova a punti, perciò dobbiamo giocare sui piazzamenti, vedremo. È andata la prima di questo nuovo esperimento, tutti contenti voi del Bannia? Sì, diciamo che fino a prima della partenza eravamo in dubbio sul fatto che la prima tappa potesse andare tutto liscio. Alla fine, dopo 2 ore dalla partenza del primo, siamo arrivati alla fine dell'ultima squadra e possiamo tirare un sospiro di sollievo perché è andato tutto bene. Dopo 2 campionati italiani a cronometro avete una certa esperienza, quindi era inevitabile partire con questa bella prova a cronometro. Quello sì, però ogni volta c'è sempre un qualcosa di diverso da dover gestire e siamo riusciti a gestirlo al meglio anche questa volta qua e devo dire grazie a tutti i volontari che ci hanno dato una mano sulle strade. Grande sforzo organizzativo anche sotto l'aspetto economico ovviamente. Quello sì, dobbiamo ringraziare i nostri sponsor, il Comune di Fiume Veneto e la Regione che ci ha appoggiato tantissimo. La seconda giornata di gara al 3 giorni Fiumane si è aperta di buon mattino con le prove riservate agli atleti paralimpici e poi agli esordienti. Nel pomeriggio invece è andata in scena la Bannia Clauzetto di 72 km 600 metri, valida quale seconda tappa per la gara allievi. Ma intanto con le nostre immagini andiamo a raccontare la bella mattinata di sport e di inclusione voluta fortemente dal gruppo ciclistico Bannia, con il presidente Fabrizio Borlina e il suo braccio destro Alan Olivo in primissima fila a promuovere questa manifestazione. Una mattinata, dicevamo, di sport aperta sia agli atleti handbike sia ai tandem, e quindi davvero una bella iniziativa per lanciare un messaggio capace di andare oltre agli aspetti agonistici e tecnici, ma per arrivare al cuore degli appassionati, delle tante famiglie, dei tanti giovani atleti presenti a Bannia in queste giornate. E allora, con le gare riservate agli atleti paralimpici che hanno visto protagonisti Samuele Liani, Stefano Miolo, Paolo Francione, Francesco Parolo, quindi Riccardo Mazzetti ed Herbert Dallacin, che sono giunti nell'ordine sul traguardo per delle sfide combattute, spettacolari, ma soprattutto ricche di sorrisi, di amicizia e di solidarietà. Lo ribadiamo, un messaggio, quello voluto mandare dagli organizzatori della 3 giorni Fiumane all'intero gruppo, che è davvero prezioso e che andrà colto anche in altre sedi. Con le nostre immagini intanto ci spostiamo alla partenza invece della prova riservata agli esordienti, primo e secondo anno a gareggiare insieme, 34 km da percorrere per i 94 ragazzini che si sono presentati ai nastri di partenza. Circuito completamente pianeggiante, quello di Bannia, che il giorno precedente aveva visto protagoniste le squadre allievi impegnate nella cronometro squadre d'apertura, una gara che, come da tradizione per questa categoria, è stata combattuta sin dalle primissime battute, anche se i fuggitivi non hanno trovato fortuna. Merito dei 2 campioni regionali friulani in gara, che hanno controllato la
la situazione insieme alle rispettive formazioni che hanno portato così il folto plotone protagonista di questa sfida a ranghi compatti sino agli ultimi 200 metri. Vedete ancora un tentativo di un portacolori dell'Industrial Forniture Moro C&G Capital nelle nostre immagini, ma siamo ormai alle battute conclusive, cartello dei 2 giri al termine, il gruppo non lascia più spazio a nessuno, la situazione non cambia anche al suono della campana, sempre andatura molto elevata ma con il gruppo che sfila compatto. Si arriva quindi allo sprint, ad avere la meglio è Giulio Puppo della Sacilese davanti a Sebastiano D'Aiuto del pedale manzanese e a Justin Michele Breda della Sacilese. È proprio quest'ultimo che si aggiudica la classifica riservata ai primi anni davanti a Marc Palamin della ciclistica Pieris e a Dujin Slebir del pedale manzanese, mentre tra i secondi anni vince Giulio Puppo, anche lui della Sacilese, regalando così una doppietta alla formazione del presidente Adriano Nadal davanti a Sebastiano D'Aiuto del pedale manzanese e a Riccardo Meneghello dell'Industrial Forniture Moro C&G Capital. Giulio, è arrivata la 4ª vittoria, cosa dire? Finalmente, era tanto che l'aspettavo, tra gare un po' più complicate per me, insomma, non sono riuscito molto a emergere. In questa gara era la mia occasione, quindi l'ho sfruttata al massimo. Il caldo ha fatto un po' di selezione? Il caldo sì, però diciamo che ce n'era di meno rispetto a altre gare che abbiamo fatto, essendo così il tempo nuvoloso favorisce magari. Dagli applausi per il doppio podio riservato agli esordienti a quelli per la partenza della seconda tappa della 3 giorni fiumane riservata alla categoria allievi. Si corre la Bannia Clauzetto, vera e propria tappa di montagna, ad abbassare la bandiera a scacchi la prima cittadina di Fiume Veneto, Jessica Canton, che ha dato così il via ad una frazione molto attesa sia dagli atleti sia dagli addetti ai lavori per andare a scoprire quelli che sono i valori in campo. Dicevamo, si parte da Bannia, prima parte completamente pianeggiante per poi andare ad imboccare un tortuoso saliscendi disegnato sulle strade di Paludea e infine salire sino a Clauzetto, balcone fiorito del Friuli Venezia Giulia. Nella prima parte di corsa a prendere il largo è un quintetto composto da Nicola Squor del pedale ronchese, Riccardo Benozzato della Borgo Molino Vigna Fiorita, Cristian Bartiero della pedale manzanese e dalla coppia dell'Industrial Forniture Moro C&G Capital composta da Nicolò Moro e Jacopo Vendramin. Questi 5 atleti riescono a guadagnare anche un vantaggio interessante sul gruppo, si giocano i punti della speciale classifica dei traguardi volanti, ma poi quando si va ad imboccare la parte finale di corsa, lo vedete nelle nostre immagini, il gruppo torna compatto. Primi colpi di pedale in salita dettati dai portacolori dell'Industrial Forniture Moro C&G Capital, poi ad imporre il proprio forcing uno scatenatissimo Lorenzo Campagnolo, leader della classifica generale per effetto del risultato della cronometro a squadre d'apertura. È proprio l'atleta vicentino a tentare di fare il forcing in questa prima parte di salita che conduce verso Clauzetto, a dargli manforte anche il compagno di colori Matteo Rossetto, e lì sulle sue ruote rimangono tutti i più attesi della vigilia. Si va a comporre così un drappello di una decina di unità che sale compatto verso Clauzetto, un gruppetto di grandissima qualità, come dicevamo sono presenti tutti i ragazzi più quotati della categoria e vedete ancora una volta le maglie della Borgo Molino Vigna Fiorita lì ad imporre il ritmo in salita nei tratti più impegnativi. In questo caso è Matteo Rossetto a porsi in testa al drappello davanti al compagno di squadra Lorenzo Campagnolo. Prosegue la salita verso Clauzetto, rimangono sempre una decina di atleti al comando, ma attenzione al colpo di scena perché a finire a terra è proprio Lorenzo Campagnolo. Forse troppa fiducia per il ragazzo vicentino, rimangono così al comando 8 atleti quando siamo ormai al cartello dei 2 chilometri al termine. Vedete a portarsi in testa è il portacolori della rappresentativa Carinzia, Santiago Frolic, sulla cui ruota si portano però anche tutti gli altri compagni d'avventura. Si deciderà tutto in uno sprint in salita. Ad avere la meglio è Andrea Endrizzi del Veloce Club Città di Marostica, che va a precedere
succedere Lorenzo Ceccarello della Ciclistica Monselice e Gianluca Archetti dell'US Aurora Trento. Quarta piazza per Edoardo Ceccato, quinto Matteo Rossetto, quindi seguono Frolic, Andronache, Zago, Bordignon e Ferrari. Per effetto del secondo posto ottenuto a Clauzetto insieme al terzo posto nella cronometro squadra d'apertura, Lorenzo Ceccarello va a vestire anche la maglia della classifica generale a punti, maglia blu Trattoria Pizzeria al Lido, ed è lui dunque il leader della classifica generale al termine della seconda tappa. E ora spazio alle interviste raccolte nel dopogara. Ce l'abbiamo fatta, insomma. Sì, era una bella tappa con salita anche adatta alle mie caratteristiche e ci credevo, dai, è andata benissimo. Una dedica a chi la facciamo? A tutta la mia famiglia e la squadra che ci sta molto aiutando e anche un po' a me stesso perché la cercavo molto. Era un percorso che lo conoscevi? L'hai studiato? Beh, in realtà no, ho visto una parte della salita in macchina, però dall'altimetria, da come me l'hanno raccontata, mi piaceva, insomma, e è andata benissimo, dai. Ernesto Bandin, consigliere provinciale per la Federazione Ciclistica Italiana per la provincia di Pordenone. Oggi qui, tra le tante cose, in questa bellissima location si assegna una maglia di campione provinciale. Di sicuro abbiamo assistito davvero a un grande spettacolo. Arrivo a 8 in salita, un bellissimo colpo d'occhio. Beh, bella giornata. Sì, indubbiamente, grazie dell'invito da parte di tutti gli sportivi. Oggi assegno la maglia di campione provinciale per la categoria allievi. È stata una gara bellissima, un percorso stupendo, organizzato molto bene, quindi bisogna ringraziare anche la società che si è impegnata in questi ultimi giorni per fare 3 corse e non è da tutti, in grande sicurezza e quindi è un pregio ancora di più. Una salita bellissima, adatta agli scalatori e l'arrivo ancora più bello, ancora più stupendo in questa bellissima località che è Clauzetto. Quindi diamo anche un bel modo di dare un po' di visibilità a questa provincia, a questa regione. Direi che gli atleti si sono comportati benissimo ed è stata una stupenda gara che merita anche per il prossimo anno. Per il terzo e ultimo atto, la 3 giorni fiumane si è spostata a Cimpello, da dove ha preso il via l'ultima frazione, 73 km e mezzo, caratterizzati da una doppia scalata ad un inedito muro che conduce verso il castello di Caneva. Poi tutta pianura sin sul traguardo finale di Bannia, dove ci si andrà a giocare gli ultimi punti utili per la classifica generale. Prime fasi di gara che hanno visto il gruppo sfilare compatto a forte andatura, poi si va a scalare il muro in cemento che conduce verso il castello di Caneva e vedete che il gruppo si sfalda proprio su queste rampe. Un doppio passaggio dunque che dopo la salita di Clauzetto va a mettere nuovamente alla prova il gruppo degli allievi che hanno risposto numerosi all'appello del gruppo ciclistico Bannia, ma nonostante la salita sia impegnativa, in questa fase non riesce a sganciarsi alcun atleta. Il gruppo insomma si allunga, gli atleti faticano anche a causa della mattinata calda che va ad accogliere questa Cimpello Bannia, ma ancora la selezione si deve decretare. Gruppo allungatissimo, atleti davvero esausti al termine di questa salita, ma mancano ancora tanti chilometri per giungere sul traguardo di Bannia ed è proprio nella fase pianeggiante che a prendere il largo è nuovamente il portacolori della rappresentativa carinzia, già grande protagonista il giorno precedente, Santiago Frolic, che riesce a guadagnare un vantaggio di 35 secondi sul gruppo e se ne va tutto solo verso il traguardo di Bannia. Bellissima l'azione dell'atleta austriaco, l'avevamo già visto protagonista negli ultimi chilometri della tappa con arrivo a Clauzetto. Ebbene, anche in questa ultima frazione Frolic tenta di lasciare il segno. Generosissima la sua azione, ma alle sue spalle il gruppo si organizza e va a recuperare il battistrada. Ne nasce quindi una vera e propria girandola di scalata
scatti, che vede prendere il largo una coppia composta da Filippo Antonelli del team Coratti e Riccardo Biasuzzi dell'Industrial Forniture Moro C&G Capital. Generosa anche l'azione di questa coppia di attaccanti, sulla quale negli ultimissimi chilometri rientreranno anche Xavier Bourdignon della Postumia 73, Thomas Cunico dell'Infocars Este Motor e Lorenzo Marinetto della Libertas Scorzè. Si va così a comporre un quintetto davvero interessante che guadagna una manciata di secondi sul gruppo, e saranno questi gli atleti che si giocano il tutto per tutto allo sprint, con la volata vincente del trevigiano Xavier Bourdignon della Postumia 73, Dino Oliviero che precede sulla linea del traguardo Riccardo Biasuzzi dell'Industrial Forniture Moro C&G Capital, Thomas Cunico dell'Infocar Este Motor, Lorenzo Marinetti e Filippo Antonelli. Più indietro giungono Roveretto, Uguccioni, Chinello, Vendramin e Ceccarello. Con questo 10° posto il padovano Lorenzo Ceccarello della Ciclistica Monselice va ad aggiudicarsi anche la classifica generale finale con 129 punti, la maglia blu della Trattoria Pizzeria al Lido. Seconda posizione per Matteo Rossetto della Borgo Molino Vigna Fiorita, che di punti ne raccoglie 121 e va a conquistare la maglia verde Studio B&G della classifica dei Gran Premi della Montagna. A completare il podio della 3 giorni fiumane Xavier Bourdignon della Postumia 73, Dino Oliviero con 108 punti. Per Lorenzo Ceccarello c'è anche la maglia bianca Tusset della classifica dei giovani, mentre Jacopo Vendramin dell'Industrial Forniture Moro C&G Capital va a vestire la maglia rossa della classifica combinata Ivi Colors e la maglia gialla dei traguardi volanti Altedil Ponteggi. Dalla prima edizione della 3 giorni fiumane è praticamente tutto, non prima di aver raccolto le dichiarazioni dei protagonisti di questi 3 giorni di grande ciclismo. Allora, la prima vittoria è arrivata finalmente. Sì, era da tanto che l'aspettavo. Domenica scorsa ci è mancato poco, sono arrivato secondo al Piva e oggi ho visto che degli atleti sono partiti, allora ho deciso di rischiare, tanto non avevo niente da perdere e niente, sono contento. DS, cosa dire a sti ragazzi? Cosa dire, li devo ringraziare per il lavoro che hanno fatto. Sì, l'abbiamo sfidata con San Martino, anche lì siamo andati vicino e l'abbiamo concretizzata oggi. Bravi a tutti, grazie alla società, ai sponsor che ci danno una mano e bravo Xavier. È vero, una dedica la dobbiamo fare. A chi? La dedica va alla mia famiglia, all'allenatore Gerardo che mi ha sempre aiutato e anche ai miei compagni che mi hanno aiutato oggi. Si va a chiudere una 3 giorni fiumane, va in archivio la prima edizione, un format per la prima volta in Italia, quindi assolutamente una new entry con tutte i pro e i contro del caso, che però ha visto davvero, nonostante il caldo torrido, nonostante 1000 difficoltà, un grandissimo successo, un grandissimo entusiasmo e una grandissima partecipazione. C'era tantissima gente anche oggi per l'appassionante epilogo, sto sbirciando tra le classifiche, qualcosa che si è proprio risolto all'ultimo secondo. Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto, davvero missione compiuta. Missione compiuta, siamo davvero orgogliosi. Orgogliosi del gruppo ciclistico Bannia, orgogliosi di tutte le squadre che sono venute qui a riempire della loro energia, della loro ovviamente passione e professionalità, ma soprattutto dell'energia il comune di Fiume Veneto, la frazione di Bannia. Siamo orgogliosi del modo in cui il gruppo ciclistico Bannia ha gestito questa prima volta assoluta di questa 3 giorni fiumane dedicata alla categoria degli allievi. Non avevo dubbi, però insomma si aspetta sempre la fine, no? Per dire è stato un successo, sì, è stato un successo. E allora io posso solo dire una cosa a chi non c'era, a chi c'era che li aspettiamo, a chi non c'era che il prossimo anno sarà ancora migliore e quindi le porte di Fiume Veneto di Bannia sono aperte, aspettiamo davvero tutti. Assolutamente sì, il gruppo ciclistico Bannia ci ha sempre abituato ad alzare l'asticella ogni anno, noi ci siamo con loro e quindi aspettiamo tutte le novità che vogliono portarci. Da Fiume Veneto, da Bannia, è tutto.